Eder. Mech. Pallister. Quel filo giallo tra Liliana e Sebastiano, fibre, felpa e la battaglia sulla data dei video GoPro. Se si mette in fila ciò che è emerso dalle analisi, un dettaglio diventa il perno. Durante gli esami sulla salma di Liliana Resinovic sono state riscontrate fibre gialle di natura tessile sui capi della vittima. Non un capello, non un pelucchio indistinto. Fibre. Questo, unito alla cronologia del 14 dicembre, apre un corridoio investigativo preciso. Nello stesso arco orario, nei video GoPro del giro in bici, Sebastiano Visintin indossa una maglia felpa gialla ben visibile in inquadratura. Il parallelismo cromatico non è da solo una prova, ma, applicando il principio di scambio di Locard, diventa un tassello che chiede spiegazioni rigorose. Il punto è dove e come quelle fibre gialle sono state trovate. Zone come i polsini sono ad altissimo tasso di contatto. Se la narrazione iniziale sostiene che, all'uscita di casa di Sebastiano, Liliana fosse in pigiama, la presenza di una fibra gialla tessile sui suoi indumenti rimanda a due scenari. O c'è stato un contatto diretto con un capo giallo di Sebastiano dopo l'uscita, quindi un reincontro o comunque una prossimità fisica successiva, oppure esiste una spiegazione alternativa. Trasferimento secondario domestico. Divano, plaid, cesto della biancheria, sedia con giacca appoggiata, contaminazione in fase di repertazione o contatti con terzi che indossavano capi di colore e materiale compatibili. Per trasformare la compatibilità in attribuzione serve metodo. La fibra va guardata e ascoltata con scienza. Stereomicroscopia per morfologia e terminalità, MMFTIR o Raman per il polimero, acrilico, poliestere e nylon, microspettrofotometria per i coloranti ed eventualmente SMDS per residui inorganici da pigmenti o ambiente. In parallelo, occorre un confronto merceologico con i capi gialli sequestrati o documentati su Sebastiano, ergo prelievo di fibre di controllo dalla maglia felpa gialla, verifica delle sezioni trasversali, confronto dei pattern tintori e dei marcatori spettrali. Se i profili combaciano entro tolleranze forensi, la compatibilità diventa forte. Se divergono, si chiude quella pista. La catena di custodia è l'altro cardine. Ogni microtraccia vive o muore in base a quando e come è stata prelevata, confezionata, sigillata, conservata. Servono foto di dettaglio, registri di prelievo, sigilli interi, tracciabilità dei passaggi in laboratorio. Una fibra non parla solo per il suo colore, parla per il suo viaggio. Secondo snodo, i video GoPro e la data. Qui la partita non è di opinioni, ma di metadati e fonti primarie. Esistono due piani diversi di datazione. I metadati nativi dei file originali della GoPro, inclusi eventuali sidecar come LRV e THM, e soprattutto la telemetria GPMF quando presente, e i metadati di secondo livello scritti da smartphone o computer in fase di importazione e esportazione. La comunità critica ha evidenziato che i metadati via app possono essere influenzati dai dispositivi intermedi. Chi difende la data del 14 dicembre sottolinea invece la coerenza temporale interna della sequenza e l'assenza di segni di editing distruttivo. Come si blinda allora la datazione al 14 dicembre? Con un pacchetto di verifiche indipendenti, allineamento astronomico, posizione del Sole, altezza e azimut, lunghezze d'ombra e meteo di quel giorno per verificare la coerenza oraria dei fotogrammi, marker ambientali, orologi stradali, campane, passaggi autobus, traffico tipico feriale festivo, cartellonistica temporanea. Telemetria. Se i file contengono GPMFF si analizzano timestamp, frequenza, eventuali dati di movimento. I buchi diventano misurabili. Confronto hash. Si calcolano gli hash dei file esaminati e li si confronta con eventuali copie precedenti documentate. Catena delle copie e log di trasferimento, nomi file in stile GoPro, le tipiche sigle con contatori tipo GHXX. Coerenza con la segmentazione automatica della camera. Cross corroboration. Si confrontano i tempi dei video con elementi esterni, telefonate, ricevute, telecamere urbane, dispositivi domestici, app di salute e passi, alla ricerca di punti di ancoraggio oggettivi. Se dopo tutto questo la timeline resta coerente con il 14 dicembre, la sequenza GoPro non è solo verosimile, diventa robusta. E a cascata, l'elemento maglia felpa gialla indossata da Sebastiano in quelle riprese assume peso probatorio nella lettura delle fibre gialle rinvenute su Liliana. C'è poi l'argomento pigiama vs abiti. Se davvero Liliana al mattino era in pigiama quando Sebastiano esce, ma sui suoi capi compaiono fibre gialle compatibili con la sua maglia felpa, si delineano tre strade logiche. 1. Contatto diretto successivo fra i due.
rincontro, aiuto a vestirsi, abbraccio, manovre in casa. 2. Trasferimento indiretto da superfici domestiche contaminate, seduta, plaid, cappotti appesi, biancheria in uso. 3. Contaminazione post factum in repertazione o conservazione. La differenza tra uno scenario e l'altro la fanno i dettagli. Posizione esatta delle fibre, numero di fibre, coerenza con altri microtracce, micropilling tipico di certi acrilici, microresidui da velcro, peli di animale domestico incorporati nel vello, eccetera. In sintesi, il quadro più razionale oggi è questo. Le fibre gialle tessili su Liliana sono un indizio tecnico che va tipizzato e confrontato con i capi gialli di Sebastiano. La conferma forense della data 14 dicembre per i video GoPro è centrale. Se regge, dà contesto al giallo indossato da Sebastiano e rafforza la lettura di compatibilità con lo scambio di fibre. Ogni falla nella catena di custodia o ogni affidamento a soli metadati di secondo livello lascia spazio a contestazioni sulla genuinità della timeline. La parola finale in uno scenario così fine non la dà il colore, ma la chimica. Polimero, coloranti, morfologia e corrispondenze statistiche tra fibra repertata e capo di confronto. Tradotto per chi guarda questo caso da anni, il giallo non è un effetto scenico, è un percorso probatorio. Se la GoPro resta saldamente ancorata al 14 dicembre, quel filo giallo non è più solo un colpo d'occhio, diventa traccia che, dentro una catena ordinata di verifiche, può dire quando, come e con chi Liliana abbia avuto contatto nelle sue ultime ore. Fantastica questo sentiero, a parte questi piccoli problemi. Si è sempre detto che questo della GoPro è un vero giallo e infatti il giallo lo vediamo qui bene davanti a noi. Questo ovviamente è sicuramente Sebastiano che si autoriprende fornendoci questo indizio. Quel giorno era vestito di giallo. Quest'uomo pure è vestito di giallo e ha capelli bianchi, ma non sappiamo con certezza se sia o meno Sebastiano al telefono. Sappiamo invece di certo che su Liliana viene ritrovata una fibra gialla. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.